L'incontro di oggi è importante perché rappresenta l'occasione annuale con cui facciamo il punto della situazione sul tema del mercato del lavoro per chi è disabile, e quindi ragioniamo sulle azioni legate al collocamento obbligatorio e tutte le attività di attivazione che vengono svolte. È interessante rilevare come dei circa 24.000 disoccupati che attualmente abbiamo all'interno della gestione del sistema, ci siano almeno 14.000 posti di lavoro disponibili ancora nelle aziende che attualmente hanno l'obbligo dell'assunzione. Sono circa 46.000 le posizioni disponibili e 33.000 quelle attualmente coperte da lavoratori. Quindi c'è uno spazio di occupazione interessante. Il problema è che gran parte dei lavoratori che sono in questo momento disponibili sono anche in grossa difficoltà dal punto di vista del livello di gravità, e di conseguenza è importante intervenire sulle politiche attive e sui servizi di accompagnamento. Io credo che l'elemento nuovo di quest'anno è proprio caratterizzato dalla crescita dell'azione di politiche attive che è avvenuta nel corso del 2023. Sono più di 11.000 le azioni svolte, le persone trattate all'interno del programma GOL, e più di 3.000 le persone che abbiamo attivato all'interno dell'assegno per i lavoratori disabili. Questa crescita di interventi sulle politiche attive ci permetterà anche di ridurre il numero di persone in difficoltà che possono essere inserite nel lavoro. L'ultima nota riguarda l'articolo 14, che rappresenta un elemento assolutamente straordinario proprio per l'occupazione delle figure più gravi. Attualmente abbiamo più di 400 persone che sono state assunte su questo tema dell'articolo 14 e crediamo che questo possa rappresentare un elemento di crescita ulteriore, non dico raddoppiare, ma almeno incrementarsi del 20% nel corso del prossimo anno.